Anche questa settimana, ospite del dottor Paolo Madeschi nella rubrica 3 minuti per la tua salute, il dottor Lucio Marrone. Vediamo l'argomento di oggi. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute e come abbiamo annunciato la settimana scorsa abbiamo ospite ancora con noi il dottor Lucio Marrone che ci parlerà di ergonomia. Ecco, volevo dire che tra l'altro lui è uno dei pochi in Italia, perché sono una decina laureati in ergonomia. Assolutamente, 10. Ecco, Circa 10. Sì. Pochi, è anche una materia forse nuova. No. Bene, come abbiamo promesso, diciamo quali sono i motivi, le cause che ci danno dei problemi di postura. Bene, fondamentalmente il primo motivo per cui abbiamo problemi posturali è appunto il fatto che il nostro piede non si è evoluto per il terreno piano. Ossia, il terreno piano per noi è un inquinante permanente. Quindi è il corpo umano che si deve adattare, tutto ciò che è sopra il piede, che si deve adattare a questo continuo, a questi continui, perché non sono pochi, continui errori che facciamo durante il cammino, durante la statica, cioè quando siamo fermi, piuttosto che insomma quando corriamo. Questo si riflette su tutto il corpo, quindi sulle articolazioni che stanno al di sopra del piede, caviglia, ginocchio, anca, tutta la schiena, le cervicali e insomma le spalle, completiamo diciamo con la testa, perché anche la testa ha dei muscoli insomma. Quindi queste motivazioni però so che sono vive anche, si parlava una volta sui bambini. Quindi, esattamente, cioè potendo... non dico la nascita, ma insomma no, poco dopo. Chiaro, poco dopo si tenta, o comunque cerchiamo sempre di lavorare, i bambini d'altronde tutti noi siamo fatti di parte di geni di madre e di padre e spesso e volentieri si sommano dei geni che non sono proprio meravigliosi, quindi si sommano delle situazioni che poi ritroviamo nel bambino in maniera prematura. Poi soprattutto i bambini adesso non sono molto attivi, cioè sempre di meno sono quelli attivi, quindi il piede incomincia a lavorare meno in maniera forse diversa e comunque sempre in situazioni di terreno piano. In queste situazioni si sviluppano prima tutte quelle che sono i fastidi, appunto mal di ginocchia, mal di schiena e situazioni un po' particolari che possiamo lavorare preventivamente sul soggetto con un semplice plantare che appunto faccia lavorare il piede e con una calzatura corretta. Bene, ringraziamo il dottor Lucio Marrone e lo troveremo fra una settimana o due, vediamo adesso quando avremo il tempo, per parlare dei consigli per una corretta postura. Arrivederci.